Di Cudritu, Pontegellù, sempre stata a me giù via, in tu caffè da Scia Lucia, me che su a Ruino. Buonasera e benvenuti a tutti nel salotto del leggendario per continuare un percorso che abbiamo iniziato a raccontare nella prima parte di questa intervista a Vladi dei Trilli, e oggi lo riapriamo con un nuovo ospite. L'ospite di questa sera, e io ringrazio di essere venuto qui, è Alberto Marafiotti. Ciao Alberto. Ciao, piacere. Alberto, insomma, è un artista a 360 gradi, perché la sua carriera, lui, anche se è giovanissimo, perché è giovanissimo, guardatelo in faccia, è davvero un bambino, però ha una carriera mica da poco, Alberto. Io ho fatto parecchie cose, non voglio neanche tediarvi, comunque noi siamo venuti qua a preparare soprattutto dei Trilli. Sì, però insomma, giusto per introdurre il personaggio bisogna sicuramente far lode alla tua carriera, perché tra Rai, Mediaset, tournée, hai fatto delle cose non da poco. Diciamo che mi sono divertito, Ecco. Ho fatto molto nella mia vita di quello che volevo fare, perché la musica è sempre stata la mia passione e quindi sono riuscito a fare in effetti quello per cui sei ero appassionato, dedicato, certo. ero appassionato. Diciamo che io ero reduce dalla tournée con Salvo Giacobbe nell'82, la tournée di Sala Nostalgia, quindi Piazze Gremite, un successo clamoroso. Alla fine dell'anno, quando sono tornati indietro, mi chiamò Pippo e mi disse: so che hai un gruppo, hai fatto un gruppo, potevi venire a suonare con noi, a lavorare con noi. E io dico: guarda, parlo con gli altri, vediamo un attimino che cosa succede. Ho parlato con gli altri, sì, va bene. A quel punto lì mi iniziato una collaborazione con Pippo e Pucci. Diciamo che è stata da subito una bella sinergia. Amore a prima vista. Sì, loro erano fortissimi. Pippo era proprio il classico musicista, l'arrangiatore, il pianista, e Pucci era la macchietta. Certo. Pucci, io ho dei ricordi con Pucci, non te lo dico neanche, perché mi veniva, cioè io ogni tanto uscivo con le lacrime agli occhi, non riuscivo neanche più a parlare delle cose che dicevo, quindi era pazzesco. E pensa che io Vladi l'ho conosciuto a casa di Pippo, dove noi ci vedevamo per provare davanti al pianoforte, e lui faceva capolino dalla porta, diceva, E spiava per cercare di... E Pippo diceva: vieni anche tu, e ritornava ti nascondeva, quindi figurati da quanti anni. E quindi insomma hai conosciuto Vladi, che era un ragazzino che spiava i progetti che nascevano, esatto. E oggi con Vladi stai portando avanti un progetto che è totalmente innovativo, quindi è un po' un ritorno al passato. Sì, infatti è stato clamoroso, perché circa 10 anni fa, si era nel 2013, mi sono sentito, è arrivata la telefonata: sono Vladi. Cavolo, come stai? Tutto bene? E ti volevo dirti se avevi voglia di rimetterti in gioco con i Trilli. Ti dico, mi sembra un déjà vu. Mi sembra di averne già sentito parlare. Cosa succede? E da un momento all'altro, perché tra l'altro doveva fare una data tipo la settimana successiva. Sì. Vabbè, partiamo. Quindi andiamo. Proprio Sì. subito in scena. Sì, siamo partiti e siamo ancora adesso insieme, felicemente, con tanti progetti, tante cose importanti, che, come ha detto Valeria anche prima, a parte di Sposo Trilli, ci sono anche progetti complementari, sempre legati alla tradizione ligure genovese, che stiamo portando in giro molto bene. Beh, questa è una cosa molto bella che vi fa molto onore. Ma se dovessi ricordare un aneddoto del passato e un aneddoto del presente, c'è un qualcosa
che ti porta a collegare una curiosità, un déjà vu, qualcosa che stai vivendo oggi che hai già vissuto in passato? Diciamo che io ricordo un'esperienza molto bella che è stata la registrazione del disco dell'antologia dei Trilli fatta a Roma con Gianfranco Reverberi, nello studio di Gianfranco Reverberi, Sì. dove c'era anche mio fratello che suonava la chitarra. C'erano alcuni brani che mi prendevano particolarmente, mi emozionavano particolarmente. Uno tra questi era Schitta Pesciu, Sì. che è la storia di questo pesciolino, è diciamo una favoletta che cantava spesso Pippo a Vladi. Pesciu, cu nu le riuscio a pigiare. Godi tu, cosa ti l'aspetti a fare? Se quando ti ha poi ti fai scappare. E alla fine di questo brano c'è un assolo di mio fratello e ogni tanto, quando lo facciamo insieme a Vladi, questo brano, ci guardiamo perché ci viene in mente questa cosa. Mio fratello è mancato purtroppo anni fa e è una cosa molto che ci lega molto, Sì, questo sguardo ti sblocca mi quel sblocca ricordo. il ricordo di Pippo e mi sblocca il ricordo di mio fratello. Certo. Questo è Quindi un è una aneddoto, cosa, diciamo. Questo insomma è anche una prova della passione che non finisce, perché comunque e poi è quello che ti tiene acceso, è un po' il segreto del successo. Dai, quando... Se non ci fosse passione, cioè, soprattutto parliamoci francamente, al giorno d'oggi con la crisi del settore, Sì. se non ci fosse la No, passione no. non si potrebbe neanche andare avanti. Io credo che questo sia un lavoro che puoi fare solo se ce l'hai veramente dentro. Assolutamente sì. Perché farlo per inerzia non E non poi le funziona vibrazioni onestamente, le vibrazioni che ti dà la musica, bene. Sì. non te le dà nessun'altra cosa. No. Cioè, la musica, io ti dico questa cosa, una sera ero a fare una serata col mio gruppo in una piazza, avevo un mal di testa assurdo, dicevo non so neanche se riesco a fare questa serata qua, sono salito sul palco, ho fatto il primo pezzo, non avevo Sparito tutto. sparito il mal di testa, avevo preso qualsiasi cosa, non succedeva niente. La musica, vibrazioni. D'altronde la musica poi anche nelle altre forme d'arte viene inserita sempre, perché è quello che va ad amalgamare tutto e che ti trasmette tutto, in un film, in un teatro, in qualsiasi evento. Bene. Alberto, io ti ringrazio per questo intervento e noi continuiamo a parlare dei Trilli e dei nuovi Trilli e dei progetti che poi insomma vanno a inserire anche la tua forma d'arte, ecco, chiamiamola così. Grazie Alberto. mille, grazie, un piacere. Grazie. Luce che vende ma quante ciume puoi portarne una sola, scendo bacco tegna ciuma, luce che vende ma io a dritto a carica, per cosa che non si può, giurbi e sciuscia. Una che vedi da ma, ti vedi che sei una castaglia mia, ti vedi a lanterna e a gente. Abbiamo appena salutato Alberto per riaccogliere nel salotto Vladi dei Trilli, quindi bentornato. Con piacere, con piacere. Bene, allora Vladi, abbiamo iniziato a parlare dei nuovi Trilli, perché Sì. Alberto ha collegato un po' il discorso della sua conoscenza con tuo papà e poi a quella telefonata che arrivò quel giorno da parte mia. di Vladi che gli chiese: che ne dici di salire su una macchina del tempo e tornare al passato? Per vivere il presente. Esatto, una cosa che sembra un gioco di parole, in realtà. Esatto. Insomma, da quel momento è successo un qualcosa che si sta evolvendo in maniera non indifferente, perché ora, dopo anni, possiamo dire che i nuovi Trilli sono una nuova realtà affermata. Sì, direi proprio di sì. Direi di sì, ormai guarda, più o meno papà è mancato nel 2007, è passato un anno che sono iniziate ad arrivare, diciamo, le prime proposte, insomma, i primi cenni di una volontà comune, no? Sì. Che andava più, diciamo che era più da parte dei fan
che non del sottoscritto, se te la devo dire proprio. Perché poi i fan erano a conoscenza del fatto che ci fosse un Vladi. Sì, che c'era un figlio, ma che in realtà è sempre stato legato alla musica, ma mai da interprete, Sì, ma sempre dietro le quinte, nel senso, aspetta, ti faccio capire. Quindi diciamo il Vladi artista non esisteva. era mai venuto fuori neanche in qualche ma occasione. No, era venuto fuori il fatto, ma parliamo di amici, Sì, che ero un sì. appassionato di musica Sì. e che mi dilettavo magari nei karaoke, Certo. perché era insomma gli anni 90, 2000, il karaoke Sì, con era- Fiorello era diventato un fenomeno popolare, Sì. nazionale. E diciamo che quando arrivavo nei karaoke, Vladi, oh me la canti 1950, che era il mio cavallo di battaglia di Amedeo Minghi, io cantavo quella roba lì, piuttosto che dirmi, oh Vladi, me la fai Lucia San Siro, Sì. cioè perché avevo una predisposizione canora, Certo. ero già bravino, Sì. ma senza togliere nulla al passato, niente a che vedere col presente, perché comunque un conto è il karaoke, Certo. un conto è il palco e soprattutto cantare anche in genovese. Cioè mi sono dovuto applicare parecchio. Poi ho scoperto, strada facendo, di averceli questi pezzi, ma ce l'avevo nel cuore. Tu ce l'avevi nel cuore, però a livello tecnico, Però a livello hai tecnico dovuto lavorare avevo molto. tutto da imparare. Certo. Infatti ho fatto un primo approccio, chiamiamolo una palestra, con un altro interprete dialettale genovese di Savona, con cui mi ero affiancato i primi anni, che mi è servito, diciamo, proprio come ho detto, da palestra, da apripista, da vedere dove potevo arrivare. A un certo punto, forse con un pizzico di presunzione, ho ritenuto opportuno separarmi artisticamente e iniziare a giocarmela da solo, affiancandomi a un altro personaggio dal quale ho imparato moltissimo, perché devo dire che artisticamente è incommiabile, niente da dire, che è Fabio Milanese, che saluto, con cui abbiamo iniziato a rivedere, a riformulare il progetto con arrangiamenti, con musicisti molto più bravi rispetto al passato, e poi è arrivato piano piano. Quindi un'evoluzione Alberto, è arrivato, sì, diciamo, strada facendo. strada facendo. Poi vabbè, richiamato all'ordine Alberto Marafiotti, ma poi da lì in poi mi sono anche separato artisticamente con quest'altro ragazzo, con il quale però è rimasto un ottimo rapporto di amicizia, e ho affiancato due personaggi che ho incontrato durante un'esibizione di Piero Parodi, buonanima di Piero, insomma insieme ai Trilli, il numero uno della musica genovese, senza nulla togliere agli altri, e che mi invitò ad andarla a vedere in Via del Campo, nel negozio dove c'è l'Esteve di De André, per capirci, dalla Laura Monferdini, e mi dice Vladi vieni a trovare, che tra l'altro sono con due ragazzi che secondo me quando li vedi, e io figurati Piero, che per me è sempre stato un mito, persona a cui io ho sempre voluto un bene particolare, e quando mi chiama Piero, figurati, vieni di forza, andiamo a vedere di cosa si tratta. Io quel giorno ho scoperto Davide e Alessandro De Muro, papà e figlio. Ti posso garantire che mi hanno emozionato in una maniera travolgente, tanto vedere questo bambino, perché era un bambino all'epoca, aveva 12 anni, insieme al papà suonare con tutta questa passione le canzoni di Fabrizio, tra l'altro un bambino che canta le canzoni di Andrea, poi prendere un buzuki e usarlo con una maestria che dico ma da dove sono usciti questi qui? Da dove sono usciti questi? Proprio, poi mi sono rivisto, ho visto mio padre, ho visto Vladi piccolino che magari si perdeva delle ore a guardarlo mentre suonava il pianoforte, capito? Ho avuto un flashback, no? Una roba che mi ha travolto subito, ho detto ma forse sarebbe il momento di provare a vedere di cambiare ancora qualcosa. Siccome ero sulla via dei lasciti, quindi diciamo che si è accesa una scintilla, ma proprio una roba che ti ha dato una che mi ha dato una, sì, ero convinto di sta roba qua. Sì. Io parlo prima con Piero e dico Piero senti, io non vorrei mancarti di rispetto, cioè questi ragazzi suonano, cioè è un tuo progetto che porti avanti o cioè, no, un momento, io li chiamo ogni tanto, lo sai che io ormai far concerti, iniziamo a vedere qualche anno, quindi anzi se vuoi parlarci, guarda secondo me gli fa piacere. Scusa Piero, ti lascio un attimo, ma col tempo di dirmelo ero già lì da Davide, gli dico ciao piacere, sono Vladi. Lui subito, sì, beh, ma i Trilli, io sono cresciuto con i Trilli, subito è nato l'amore. Quando è che possiamo vederci un attimino privatamente, che avrei da formularvi una proposta? È passato 24 ore, un po' come Canti de Casanello. Sì, sono quelle cose che quando nascono bisogna prenderle quando il ferro è ancora caldo. E così ho fatto, ci siamo visti il giorno dopo a Genova, perché loro abitano a Rocchetta Tanaro, ad Asti, ma sono genovesi, e quando viene stato a trovare, sai proprio quando ti si apre il cuore, tu taci.
che se si va anche d'accordo con questi due ragazzi qua. E io non ho esitato, anche se qualcuno mi diceva, dei vecchi musicisti che erano già integrati, però devi stare attento, si brucia, il ragazzino è giovane, gli dai una responsabilità troppo. Io sono andato avanti per la mia strada e devo dire che lui, Alessandro, è cresciuto bene, adesso è un uomo, ha 23 anni ed è un ragazzo così, continua a suonare con me. Quindi 10 anni che me lo porto dietro da quando aveva 13 anni, è una scommessa vinta. Lui Sì. è bravissimo, è autore, cioè lui suona polistrumentista, canta in genovese, scrive in genovese. Anche questo è un po' un déjà vu, no? Perché sì. alla fine un po' come successe a tuo papà che si incontrò quasi casualmente con quel produttore, sì, che poi esatto, con Pucci e poi col esatto, produttore, esatto. che poi insomma nel mondo dell'arte musicale, nell'arte a 360 gradi. Mio padre diceva sono la vita è quelle l'arte dell'incontro, no? Bravo, Ecco, esatto. e bisogna sapere Ed è beccare. Ed è successo. successo. E io devo dire con grande orgoglio che da 10 anni a questa parte ho questa super band composta da grandi professionisti che sono appunto Alberto, che vabbè come fosse mio fratello, Davide Alessandro De Muro, poi Fabrizio Salvini che è un polistrumentista, batterista, percussionista, bassista, che è di nuovo una macchina da guerra nel senso buono, Fabio Bavastro al basso, che è il figlio di Sergio Bavastro, che aveva suonato 20 anni coi Trilli e 5 anni con me, quindi è un figlio d'arte anche lui, che aveva cominciato con mio padre quando aveva 15 anni e adesso ha una quarantina d'anni anche lui ed è sempre con me. E poi che abbiamo la quota rosa, ho preso una violinista che quando gliel'ho proposto mi ha guardato così stranita, perché all'epoca era una ragazzina anche lei, gli dico ma ti piacere venire coi Trilli? Ma lei nella sua, insomma ve ne veniva da 2 tournée con Renato Zero, aveva fatto Cocciante, era già a Sanremo nella grande orchestra, lì per lì, sai, conosco i Trilli, ma conosco Trilli, mi fermo lì, mi arrendo, ma pensi che io possa essere opportuna a un progetto del genere? Tu vieni a conoscere i Trilli e la nostra grande famiglia. Se ti rimane qualcosa, portiamo avanti un progetto. Se non ti sembra di essere adatta a quello che io ho in mente di fare, siamo amici come prima. E con noi da 5 anni. Quindi voglio dire, e continua a fare il festival, diciamo tutte che le sue cose. Questo Vladi è un po' una caratterizzazione del carattere del progetto che nasce prima di te, perché noi sappiamo che tuo papà aveva questa caratteristica insieme a Pucci di avvicinare le persone, perché a livello umano è sempre stata una cosa molto familiare, molto calda, molto familiare, e questo è una cosa che continua, è una cosa molto bella. Diciamo che è un aspetto che credo di avere anche perché arriva, cioè il bello, perché da quello che mi racconti, bravo, perché da quello che mi racconti io sento che arriva alle persone, quando tu incontri, hai incontrato le persone, hai incontrato la violinista, hai incontrato questi artisti, in qualche modo c'è stato diciamo una che sinergia. Non è il classico gruppo marchettaro, per dirla proprio cruda. Diciamo che qua si lavora più per il sentimento che racchiude questo progetto, perché appartiene a tutti noi. Cioè, tutti i componenti del gruppo, togliendo Valeria che adesso è innamorata del progetto, ma perché non lo conosceva nei suoi aspetti, ma è quello che manca poi anche fondamentalmente. Adesso non è che voglio fare alla gente che non conosce il progetto, prima di classificare e banalizzare il progetto culturale, uno prima deve avere la conoscenza, perché ci tende spesso troppo i Trilli, lì canteranno Trilli, no, fermati, vai a prima fondo, vai a fondo, vieni a sentire quello che fanno i cosiddetti nuovi Trilli, la continuazione di questo, la progettualità, vieni a conoscere i contenuti, ascoltati bene le canzoni, cerca di capire cosa dicono questi testi, ti riconoscerai molto di più in queste cose di non quello che può essere la tua immediatezza in un'affermazione che non ha fondamento, perché bisogna conoscere le cose, ci si ferma troppo all'apparenza o quel sentito dire, no, informati, fai cultura, cioè cerca di applicare. Bisogna viverla un'esperienza per poi poter dare un giudizio. Cioè, ancora la gente, io ho una manager, no? Ovviamente, che ci dà una mano, ho diverse persone che comunque sono coinvolte nel cercare di portare a compimento un progetto per quanto riguarda un tour, no? Ogni anno ci sono degli elementi che ovviamente ci danno una mano in questo senso. E qualcuno ancora dice, ma i Trilli non sono morti? Banalmente, sì, sono morti, è vero. Ma c'è qualcuno che segue, che ha riportato un progetto in vita. Ma i Trilli che fanno un concerto, cosa cantano? Trilli e poi? Ragazzi, cioè io non è che, però mi viene quel sentimento di dire, ma non fermatevi all'apparenza o a quel poco che tu sai, cioè gli artisti vanno conosciuti, vanno un attimino a fondo, però bisogna dire che
per carità, uno può venire e dire, a me Certo. non mi piace, cioè, non mi appartiene sta roba, non la sento, per carità. Ma generalmente quello che poi mi fa ancora più incazzare, perché poi diventa, è che poi quando la gente invece viene a vederci, anche per le ma guarda, E scopre delle novità. ma io non credevo, ma io non lo sapevo che c'era questo progetto così bello, che meno male che questo poi viene fuori, se no non ti spieghi E probabilmente migliaia di persone nelle piazze che grazie vengono a a te vedere. stanno venendo fuori oggi delle cose Ma anche di prima, anche di prima, che però che la ancora gente la non gente non lo sapeva. Esatto. E quindi esatto. insomma E poi è un po' una parliamo missione anche quasi, di quello la che tua. è una rivalutazione anche dell'avventore, no? Del pubblico Sì. che viene, che tanti non conoscevano le realtà dei trilli, e stiamo anche rivalutandoci per Sì, quanto riguarda sì. le nuove generazioni, perché adesso si è abbassato un po'. Ovviamente il linguaggio cambia, Cambia, perché ti certo. rapporti con delle persone Ma di soprattutto un'altra viene generazione. anche quello che prima veniva a mancare, i primi anni che lavoravo col, il primo, chiamiamolo socio Sì. artistico, vedevo solo testine bianche, gente senza capelli, dicevo, ma da qui a... Purtroppo questa gente, magari tanti passeranno anche a miglior vita, è brutto dirlo, però cavolo, è È la così. vita. Il mio pubblico, quale sarà? Dopo 15 anni ti posso garantire che c'è tanta gente che non seguiva i trilli di ieri, ma segue quelli segue di quelli oggi. E E questa una è stata cosa- la vittoria. E questa è stata una vittoria, perché tu Una hai, vittoria. hai portato avanti una missione Ma quasi, certo. però sei riuscito a portarla su quello che sono i nuovi trilli, che poi era Certo, l'obiettivo. che poi parliamo, E- un target è sempre over 30, Bene, 35, va bene. bene, però abbiamo abbassato un po' la media. Certo. E Ma quelli più che altro sono hai messo insieme le varie tipologie, generazioni. le generazioni. E andiamo l'orizzonte dai preso di Beatrice sull'urma davanti con l'anima obedice tutti insieme ciao salve Posena tutto gli ciao salve Posena chiedo sempre chi Pensa che quest'anno sono 50 anni dove andremo anche a festeggiarli degnamente, Certo. perché adesso io sono in una fase ancora dove agli atti non esiste questa cosa, però c'è una promessa che credo che abbia della tempibilità, dove il comune di Genova si impegna a festeggiare il compleanno, chiamiamolo virtuale, Quindi dei diamo trilli. uno scoop? Sì, diamolo. Io credo che non dovrebbero esserci impicci. Io parlo sempre col senno del poi, perché poi, guarda, Sì. adesso non vorrei essere sgarbato Però e toccarmi. diciamo che Ecco, però dovrebbe mettiamo le dita avvenire incrociate, dovrebbe avvenire quello che entro sarà l'anno. entro l'anno, nel 23 di giugno, che Ecco. abbiamo anche già la data, in piazza Matteotti, un mega concerto di quelli proprio fatti con un certo tipo di crisma, con all'interno una serie di personaggi che verranno a trovarci e a condividere la serata con noi per questo 50°. Sarebbe anche una Poi te ne dico piazza un'altra, molto poi te ne dico un'altra. importante, Guarda, il 23 giugno per Genova è cavolo. importantissimo. Oltretutto il 23 poi- maggio ricorrerebbe anche proprio a giorni la scomparsa di mio padre, quindi poi il 23 giugno ci sarà questa roba qua, Certo. che quindi vuole essere un momento invece di festa. Sì, ecco. sì. E E poi? poi abbiamo con Max Giannini, che lui conosce sicuramente il tuo socio qua, che è un DJ, e con Max Giannini stiamo facendo la produzione di Trilli Trilli versione dance. Questo di nuovo questo è un bel colpaccio. bisogna tirarlo fuori per l'estate. Quello però, lì esce eh. il 23 giugno, se tutto va bene. La faccio uscire Beh. quella sera e voglio che tutta Piazza Matteotti, che presumibilmente gireranno dalle 5 alle 10.000 persone, Sì. si mettano a ballare come i matti. Io farò addirittura, guarda, mi denudo per la felicità. guarda. Quello deve essere la hit dell'estate. almeno qua Faccio uno sicuro. strip, pensa un po', così li faccio scappare tutti. Però il 23 giugno tutti i trilli nudi in Piazza Tutti, Matteotti, tutti. quando canteremo Trilli Trilli versione dance. Beh, sarà sicuramente No, un sto scherzando. evento incredibile. E quindi c'è questa roba. E poi vabbè, abbiamo già parlato anche nella precedente puntata, ma è giusto ricordarlo che proprio in quel periodo lì uscirà anche la nuova edizione, cioè il restyling del libro I Trilli Cuore di Genova, Sì. con oltre 80 testimonianze, di cui Esatto. tra l'altro tu 82. 82, adesso te ne dico un'altra, che ce n'è un'altra che dovremmo aggiungere. La inseriamo, Vabbè, la inseriamo, vabbè, la inseriamo Ti assolutamente. inviterò a cena, non ti preoccupare. Ce n'è un'altra che è arrivata adesso, ma poi ci sarà soprattutto anche una serie di contenuti molto belli, perché mettiamo tutta la raccolta dei trilli all'interno tramite QR, quindi Sì. 100 canzoni, pensa.
100 canzoni, poi il linguaggio dei segni, la lingua dei segni, no, linguaggio non si dice, scusate, la lingua dei segni, e poi avremo anche finalmente questo audiolibro che per i più pigri, che mi dicono, sai che devo ancora leggerlo il tuo libro di mano, cioè l'hai anche pagato, te lo tieni lì, leggitelo. E questo, attenzione, ricordiamolo per chi non avesse ancora visto la prima parte di questa intervista, fa parte di un progetto Erga Edizioni, un progetto polisensoriale. Del nostro Merlino. Del nostro Merlin. grandissimo Marco Merli, che io gliela meno sempre. e di tutta la squadra che salutiamo. Grandissimi. E, insomma, un libro non è solo un libro, perché Erga Edizioni non fa libri normali, No, fa no. libri polisensoriali, quindi attraverso un'applicazione che è Vesepia, che è gratuita, si può accedere a tutti questi contenuti. Video, canzoni, Quindi, racconti. non solo la voglia di scoprire queste testimonianze, ma anche poterle ascoltare come tutto il resto del libro. Esattamente. E io con grande onore ho potuto dare la voce a queste lettere. Molto contento perché hai fatto un lavoro davvero professionista, te ne Bene, sono grato. Ti ringrazio, quindi speriamo che piaccia. Ma Poi anche altro, per insomma, quello ci che sarà un sarà grande il evento. progettone, non ne posso ancora parlare per motivi editoriali, ma non è un libro, è qualcosa ancora di differente, ne parliamo la prossima puntata. Assolutamente, Tanto quindi secondo me c'è ancora un... lasciamo un po' di... qua devo lasciare un po'. Un po' di acquolina. Sì, ce la gustiamo poi con calma, perché questa qua di nuovo è una notizia bomba. Va bene, insomma, abbiamo parlato dei trilli del ieri, dei trilli dell'oggi, grazie a Vladi, grazie ad Alberto, ed è una storia bellissima che ricordiamo sempre con grande amore, dobbiamo dire così, perché con grande piacere si ricordano tante cose, ma questo lo ricordiamo con Però amore. poi perché... diciamolo chiaramente, che anche tu leggendo il libro, perché so che per motivi professionali, Certo, insomma, hai certo, partecipato e hai lavorato a questo libro, vengono fuori dei contenuti che uno quasi non se li aspetta, No, che un no. pochino ti legano poi Sì. in fondo, perché comunque ti Sì, lascia qualcosa. sì. Non è un libro No, banale, perché ti non te l'aspetti. trasmette quell'aspetto umano, sentimentale, esatto. che non è banale. Come dici tu. Esatto. E Bene. quindi ci vediamo presto per la presentazione, ci sarà un grande evento ovviamente per questo libro, ma seguite i Trilli, vogliamo dire dove seguire i Trilli? Certo, Diamo guarda, allora, qualche intanto pagina social? Ti dico che anche questo a giugno, i primi di giugno, c'è finalmente questo sito che di nuovo ritorna Bene. allo splendore. Che è? www.itrilli, adesso abbiamo cambiato, .com. abbiamo cambiato perché era .it, adesso .com, vabbè, l'importante è che segge, poi Va bene. e poi Ci siamo anche su Instagram? ci siamo su Instagram, ci siamo su Facebook, pagina I Trilli, poi profili personali, io tutti i giorni metto contenuti, ma metto di Certo, tutto, lì anche le frittate che faccio. Che me de casa donde sono nascido, che son passo peccaggio stamattina, ma forse un che guidava un me cammino, chi le desena sa perché un mago. Bene, allora Vladi, abbiamo concluso un racconto che però prosegue sulle piazze, prosegue nei live, eccetera. E quindi noi salutiamo i nostri telespettatori e i nostri seguaci e gli diamo un appuntamento a seguire gli eventi dei Trilli e insomma a vederci all'interno di qualche concerto dove dal palcoscenico possiamo salutare e far cantare, anche tutti presenti. E ti dirò di più, io verrò molto volentieri quando mi inviterai a un tuo evento a documentare ciò che succederà e magari chissà che mi farai Faccio anche salire sul palco. Ecco, magari mi fai anche coinvolgo. entrare un po' dietro le quinte, vedere qualche Assolutamente. documentare qualche curiosità, qualche cosa che succede, Sì, sì, come sì. fa Alberto per concentrarsi prima di entrare. Guarda, non te lo dico, te lo faccio scoprire solo vivendo. Bene, allora a presto, continuate a seguire i Trilli. Ciao, un saluto trillante. Ciao Vlad. Ciao. E con maggio trenette e menestri, ma sa, ti stai cacciando sul barco, ti vedi che a Madonna da Baiciù la festa come baccan 30 anni fa, per grazia
riservia in mezzo a un mare piccolo da ghiacciani, sono tutti curpi detti in Schumacher, ma se proprio farne a meno di un po' di cuore da che